Buongiorno ragazzuoli, buongiorno, buona Pasqua, domenica 17 aprile e come vedete non siamo seduti a tavola purtroppo, no forse è meglio così, perché oggi è giornata di distanza, 5 ore, quella bestiola qua, e sono lunghe 5 ore, soprattutto perché come vedete abbiamo un sacco di compagnia oggi, proprio tanta gente. Siamo qua con Nino, Enrique, pieno di gente, facciamo un disastro un po'. Con questo video voglio farvi vedere come gestisco 5 ore in mountain bike dal punto di vista dell'alimentazione. Più che altro sarà un giro abbastanza impegnativo se tutto va come deve andare e c'è un leggero vento contro, sono a blocco, però vabbè. E in più questo video serve a me per farmi passare le 5 ore da solo, perché se no non passerebbero mai. Adesso ci dirigiamo verso il primo GPM di giornata, che è Montepulgo. Oggi si va verso il Civillina e Recoaro 1000, sì. Quindi dai, la colazione è stata bella impegnativa, ho mangiato come uno squalo, porridge, fette biscottate, tè, biscotti, prosciutto, credo di aver mangiato di tutto. E da mangiare mi sono preparato 3 paninetti, marmellata, Nutella e prosciutto, una crostatina, una barretta, uno Snickers e un gel, e in più ho 20 euro che, se usati nel modo giusto, sono molto più nutrienti di quello che mi sono portato via. Quindi crisi di fame non dovrei averne oggi. E bene, ci vediamo dopo. Primo GPM portato a casa, 13 km e mezzo, 400 di dislivello. Adesso si scende direzione Priabona, si attraversa la statale e si va su in quei monti là. E oggi c'è una giornata fantastica. Non ho capito se fa caldo o fa freddo, nel senso fa un caldo bestia in salita, ma poi c'è aria fredda. Comunque non so se li vedete là, ma si vedono perfino i colli Euganei. Giornata micidiale, sta andando via un periodo che è veramente una figata. Via via via, qua non si perde tempo. Qua si gira a destra e si ricomincia a soffrire subito così, perché giustamente questo è un giro che per un certo pezzo avevo già portato nel canale, si chiama Io e la mia MTB tra i sentieri della guerra. Sì, dovrebbe essere una roba del genere. È uno dei primi video, guardatelo perché merita, è carino. E niente, ci vediamo in cima. Non ho ancora mangiato niente perché sono grasso. Ragazzi, secondo GPM è andato, siamo a 1 ora e un quarto, 21 km e 800 di dislivello. Bene, sto bene oggi. Oh, è partita anche la musichetta in chiesa. E adesso mangio una barrettina e riempio la borraccia e poi via. Adesso c'è tutto un su e giù bello, poi con questo sottofondo musicale. E adesso andiamo in direzione cima e poi passo Zovo. Via, chi si ferma è perduto.
e si torna a salire verso il terzo GPM, che è Cima, località Cima. Fa caldo, ma non è caldo perché il Garmin segna 9 gradi. Io sono qua in maniche corte e pantaloncini, ma non ho freddo. Località Cima raggiunta. Siamo sopra Valdagno. Adesso qui si gira a destra e si fa tutto un sentiero che porta al Passo Zovo. Siamo, piccolo aggiornamento, 1 ora e 36, 1050 metri di dislivello e 26 km e mezzo. Non male. L'ho preso un po' con calma perché l'ultima volta che sono passato di qua ci sono arrivato a cannone e ho visto che c'era il filo, quello per le mucche, e ho rischiato di fare una cartolina mica da poco, e quindi meglio andare un po' più safe. Mamma mia ragazzi, guardate che posto. Guardate che posto. Raga, guardate che posto. Credo sia una delle terrazze più belle che ci siano qua in zona. Qui, non so se vedete, questa qui è una pista da sci di Montefalcone, e quindi lì sotto qua c'è Recoaro 1000 e dopo passiamo anche di lì se tutto va bene. Però è una figata oggi. E nel dubbio, anche con questa vista, vado di paninetto, che è importante continuare a mangiare. Ripartiamo che sennò viene tardi. Intanto, piccolo aggiornamento, siamo a 30 km e 1150 di dislivello. Piano piano. Io ho anche Grenta, la ragazza col fondino lì. Questo è il Passo Zovo. Prendiamo questa strada qui e ormai siamo a direzione Civillina, tra 2-3 km ci siamo a imboccare la salita, e io quasi quasi mangio un altro mezzo paninetto perché sento di aver bisogno di zuccheri. Mamma che buono questo pane, con la nocciolata, poi una roba micidiale. Vivrei di sta roba qua. Imboccata la salita, adesso via un quarto d'ora, 20 minuti, forse neanche, dipende da come sono messo, perché col fatto qua che non sento freddo, ma ci sono comunque 9 gradi, 10 adesso, qualcosa in più mi pare. Però sono comunque 9-10 gradi, e quindi anche se non si sente freddo comunque si consuma molto di più. Ci siamo ragazzi, e dopo si va giù per di qua, giù a sinistra di qua, il Sentinello, uno dei più bei sentieri che ci sia qua, è un po' il simbolo anche di questo monte. Ci siamo ragazzuoli, ci siamo. Che giornata! Siamo arrivati in cima, tutto bene, si sta da Dio, fa più caldo qua che giù, e adesso là, qua, c'è la terrazza dove vi lascio la foto adesso perché c'è gente, non mi va di registrare. Adesso mangio l'altra metà del paninetto con la Nutella e il paninetto col prosciutto, e via che si scende. Via ragazzi che torniamo giù adesso, c'è la parte più divertente. Vabbè, comunque adesso con la pancia piena ci sta decisamente meglio lì. Paninetti al latte col prosciutto crudo, fa quel contrasto dolce e salato che è una roba micidiale. Adesso via di Sentinello, lo faccio un po' con calma che non ho voglia né di bucare e neanche di farmi male. È Pasqua, ce la prendiamo con calma oggi.
là. Recoaro City. Adesso cerchiamo sta benedetta salita. L'ho fatta 2 volte in vita mia e dovrebbe essere bella. Piccolo aggiornamento: la salita è diventata sterrata, sono a 2000 calorie. Tra poco mi sa che mi sparo la gelatina a gel lì. 2130 metri di dislivello, ragazzi, siamo a Recoaro 1000. Signori, Recoaro 1000, qua c'è la bici, crostatina, e dopo si scende verso San Quirico Valdagno. Mi sa che a Valdagno mi sparo un gelatino se posso, sì. Spero sia aperto. C'è un rapporto, si potrebbe così dire, decennale con la gelateria di Valdagno. Adesso vediamo intanto di ciucciare un po' di sci qua delle mani, e secondo di arrivare in gelateria sperando che sia aperta, perché sennò il rapporto decennale potrebbe incrinarsi. Direi meritato. Oh yeah, dopo il gelatino si sta molto meglio. Ho preso 2 palline di tiramisù con la panna, perché la panna fa bene quando è freschetto così, e poi con tutto quello che ho consumato non è di sicuro la panna che mi fa ingrassare. Ne manca 1 ora e un quarto. Adesso vado verso casa, vedo se allungare o farmi una dorsale tornando. Niente gente, 4 ore e un quarto, siamo a Castelgomberto, a 10 km da casa. Tocca fare la dorsale ancora salita, altrimenti le 5 ore non le vediamo. Manca 35 minuti. Sono a Vizzo Colle ormai, sì. E adesso più mi avvicino a casa e più allungare è difficile psicologicamente. 4 ore e 35. Vi dirò, comincia a essere anche sazio. No, non ne posso più adesso. Cioè, sono stanco fisicamente, ma poco, sto ancora bene, pedalo bene ancora, sono contento. Ma basta, voglia di andare a casa adesso. Adesso scendo, ho appena scollinato, scendo per un sentiero, faccio l'ultimo sentiero e poi vado a casa. Ho tirato via anche i manicotti dal manubrio perché cominciava a darmi fastidio anche vedere sventolare roba qua davanti. Vabbè dai, ultimo sentiero, lo faccio in sicurezza perché non ha senso rischiare adesso. Qua, proprio lui. Eccola, eccola, avete visto? Che la rischio perché sono stronzo. Ecco, signori, siamo arrivati alla conclusione di questo video, finalmente, e di questo giro. Ho quasi 5 ore, arrivo a casa con 5, arriverò con 90 km e 2004 di dislivello, un po' abbondanti. Bel giro, veramente figo, però da solo un po' pesante, ma va bene così. Spero che questo video sia interessante. Niente dai, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.